Il sistema delle imprese è ormai fermo da quasi 20 giorni, salvo qualche caso di attività che lavora nell'ambito dei servizi essenziali, ed è proprio da qui che parte la mia grande preoccupazione, perché se questa situazione dovesse proseguire, dovesse perdurare, i danni economici sarebbero incalcolabili e si arriverebbe inesorabilmente a una crisi di tipo economico e sociale senza precedenti. La mia preoccupazione è dovuta anche al fatto che in questi giorni, insomma, siamo subissati di comunicati, di provvedimenti e di ricette che promettono liquidità alle imprese, che promettono la salvaguardia della forza lavoro, che promettono bonus, ahimè, bonus, elemosina per gli imprenditori, ma di fatto alle imprese non è ancora arrivato niente. È bruttissimo constatare che anche in questo momento così particolare, così complicato, il sistema è schiavo inesorabilmente della burocrazia. In questo momento le imprese, lo voglio dire a gran voce, hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di risposte certe, chiare e immediate. Se questo non avviene, la ripresa sarà veramente difficile. Poi io penso che gli imprenditori, insomma, sono quelle persone che sono pronti a rimboccarsi le maniche e a rimettersi in gioco per riavviare il sistema produttivo. Mi aspetto anche dalla politica che si rinizi a parlare, chiaramente compatibilmente con l'emergenza sanitaria, di riapertura delle attività. Magari fatta per regioni, ragionando per comparti, però è un argomento che bisogna iniziare a trattare e soprattutto per farsi ritrovare pronti e non perdere altro tempo successivamente, almeno di quelle attività che possono lavorare chiaramente in sicurezza. Solo così possiamo contenere i danni e veramente il sistema produttivo, il sistema economico può ripartire e pensare di tornare gradualmente ad una normalità.